oggi la pietra tombale sul terzo mandato? È davvero finita la partita? Per me anche come tempi temo di sì. Noi avevamo dato la disponibilità come Fratelli Italia a aprire un dialogo, a vedere se all'interno della coalizione ci poteva essere la soluzione per il terzo mandato. Non è stato possibile perché Forza Italia non è stata d'accordo e a quel punto ovviamente anche l'emendamento era abbastanza dall'esito scontato perché senza un accordo politico all'interno del centrodestra ovviamente non poteva essere approvato l'emendamento. Adesso si apre ufficialmente la partita per il candidato presidente del centrodestra, spetta Fratelli d'Italia, perché in queste ore tanti esponenti della Lega stanno dicendo il candidato presidente a questo punto spetta a noi. Cosa risponde? Spetta al Veneto il miglior candidato possibile e sceglieremo il miglior candidato per i veneti per non solo rivincere questa regione ma per continuare a governare nel miglior modo possibile. Uno bravo come Zaia è dura, ci proveremo a cercarlo, e un governatore forte come lui e capace come lui lo cercheremo senza pensare alle bandierine di partito. Credo che, come diciamo noi, che non dobbiamo guardare le bandierine di partito, che siamo il primo partito in Veneto, mi auguro che non guardino nemmeno alle bandierine di partito gli amici alleati, ma vogliono scegliere tutti insieme il candidato migliore, il prossimo governatore migliore per il Veneto. I nomi, ci sono alcuni nomi alle sue spalle, c'è Luca De Carlo, si è fatto tanto il suo nome, coordinatore regionale del partito, è un nome plausibile. Capisco che appassionino i giornalisti, capisco che siate alla ricerca delle notizie, abbiamo ottimi dirigenti in Fratelli Italia, ci sono ottimi dirigenti nella Lega, ottimi dirigenti in Forza Italia, dobbiamo scegliere il migliore per il Veneto. Il nome, ora la battaglia del Totonome appassiona gli addetti ai lavori, quello che serve invece è che il Veneto continui a essere la locomotiva d'Italia. Dobbiamo occuparci di questo. L'altra partita è quella delle elezioni regionali. Oggi la richiesta di Vincenzo De Luca, recepita in qualche modo anche da Massimiliano Federica, di rinviare le elezioni. Se ne parlerà? Sarà all'ordine del giorno a questo punto? Guardi, io lo dico da toscano, c'è la contrarietà del presidente della Toscana, Eugenio Ciani, che non è della mia coalizione, che è del Partito Democratico. Credo che una proposta simile, se fosse arrivata da tutte le regioni, avrebbe avuto un'altra forza. Se una regione al voto non vuole rinviare, oltretutto dell'opposizione, non è così semplice. Però certamente il tema posto dell'evitare il rischio dell'esercizio provvisorio è un tema molto concreto che riguarda i cittadini. Il resto, se riguarda il teatrino e la politica, dovrebbe stare un passo indietro rispetto agli interessi dei cittadini. Donzelli, i tempi stringono, quando si decide il candidato presidente del centrodestra? Guardi, si decide nel tempo opportuno, ancora non c'è nemmeno la data delle elezioni, quindi rispetto ad altre regioni che stanno più o meno facendo trapelare una data, in Veneto ancora non è stato deciso nemmeno quando si va a votare, ci sarà il tempo e il modo per trovare il miglior candidato possibile.